perché c'è un abbigliamento, ci vogliono questi pantaloni che sono con lo scritto che uno pare che sono queste cose, che pare con gli stanno, no? Di queste che sono questi pantaloni che sono elasticizzati, poi di ligra, e ligra, cos'è? Elasticizzati. Sono elasticizzati. È ligra, mamma. Ligra, no. Mamma è ligra? No, signora no, non è ligra, è una... Col cavallo molto... Col cavallo, molto cavallo, è molto cavallo. Perché se c'è un coppo da cavallo, che c'è... perché il cavallo è molto cavallo. Non ti posso stare, che è lungo, porca miseria, Se non che, a un certo punto... Io saccattavo l'abbigliamento, quindi sta camisa tutta di questa maniera, saccavo sattellata, camminava magari io con questi glutei shit che poteva tenere €1 che non ci cascava per tutta la serata, poteva tenere col gluteo, giusto? Giustamente stava a accattare magari scarpe, e non è che ci possono essere scarpe normali, no? Saccattavo un paio di scarpe, €480 di vernice nera che erano una cosa meravigliosa. Cioè lui si tagliava da scappa e si faceva i capelli, talmente erano belle queste scarpe, una cosa meravigliosa, lucide da morire, di vernice, una cosa avete presente, se non l'avete presente niente, cioè avete capito lo stesso, chi erano? Io quella sera si presentava in questo locale dove c'era serata organizzata, coppo caccasivo, già coppo tutto che camminava da sta maniera, che tonchi, tutto il coppo era così, si mise da lato, io faceva l'indifferente, ogni tanto c'abbiamo un coppo che si muoveva col bacino, io era nuovo dell'ambiente, doveva farsi notare, no? A un certo punto, picchia ucchiavo che c'era un gruppo di ragazze in un tavolino, anche loro vestite bene, codoppo, questo trucco un poco di Cleopatra, no? Con questi occhi neri che pare che era passato la mano nottata, invece no, è l'occhio nero, ecco qua, con questo eyeliner che fa questo trucco così, un tavolo di ragazze carine, belle come lei, mi sa da, io di occhiavo, ci fece un coppo di... c'eravamo vicino, coppo di... c'era un coppo di... s'avvicinava al tavolo. C'era, e poi facendo questa maniera, tutto sto tempo a parte che uno ci fuori la testa, come a questo momento è mia, no? Per arrivare da qua ci vogliono 28 minuti, certo. Perché sono un passo in avanti e 2 anni nero, capisci? Quindi sto coppo dell'arrivo ci vogliono non arriva mai. Va bene. Per cui questo uno rischia di imbaiare se quello che c'è darrere, no? È normale. Per cui ci sono assicurazioni particolari perché che ballano queste cose. Se non che io insomma si avvicinavo in questo tavolo, coppo di buonasera signorina, se oggi ho una, ci permette questo ballo? Dici scitto, come no, ci prego. Cominciano a ballare, no? Ora io non è che so ballare completamente, io scimiddio, non ballo, quindi sono. Lui è altissimo, non so come faccia, ma io ce ne scivo ballando, io a questo lungo scimiddio, no? Per cui non è che posso essere. Però chi sto ballava, Saro? C'era sto coppo che ci sono, sai, dei momenti di queste balle di coppie ascitti, sì. Che a mano, questo passo doble si chiama, passo doble. Ce ne sono, jive, passo doble, sì, tutte queste cose di coppie che no, quelli sono balli standard, sono valse, tango. Sono balle standard, che però le trovi, che si trovano alla standard queste balle. No, io non ne capisco niente, quindi standard. Ballava, sì. Cioè ci sono momenti in questi balli, Raimondo può confermare se dice no a pezzare una barzelletta, te lo dico prima, ci sono quei colpi che c'è un colpo che Ida era paiammara così e non ficca di sta maniera, no? Certo, giusto no? Per cui possiamo fare vedere un attimo, Raimondo, permetti, dunque allora facciamo finta. No, tu fai la donna e io faccio l'uomo perché c'è purtroppo. Allora io devo te pigliare, io sono l'uomo, del campano. E allora c'è due coppo che Ida. Mi fa impressione sta cosa qui, onestamente mi fa un po' impressione. Voglio dire, però l'hai voluta tu, scusami, l'hai chiesta tu questa cosa. C'hai un ballerino? Non lo so, falla allora. Non è che... Allora falla. Sì, però era meglio fiore miei. Sì, certo. Vabbè. Dai, fallo. No, se non che lui era la ragazza, c'era sto coppo di chi tonghi, ci fu due coppo, e io za, e inficcavo sto perito sotto, no? Guarda che succede. Ida era cagonna, lui con le scarpe lucide e che visto. Prego, al comodo. Beh, se le scarpe erano particolarmente lucide,
È chiaro che qualcosa l'ha vista. Era una cosa- Sicuramente qualcosa l'ha vista, se le scarpe erano lucide, è chiaro. Io come feci questo movimento, che chi ne dice ta, che ne più un colpo da gamma, così, pa, e io non ficcavo peri, una scappa lucida per capire anche il passo, lui si era guardato, no? Pa! Che signorina, cortesemente, ce la possiamo rifare questa figura che mi piace? Dice perché scusi, no, dice mi piace questa cosa, dice perché devo vedere, devo verificare una cosa, va bene? E come c'è una volta che sta io ci fu un colpo da raputa da gamma, pa, e non ficcavo bene, sa! Allora è vero, allora è vero. Aveva visto dei pois blu su sfondo bianco che erano lo slip della signorina, giusto? Per cui ci dice, signorina, chiedo scusa, se per caso lei ci porta degli slip bianchi con pois blu? Allora, le donne si ricordano di cose che si mettono, non è che sono come noi uomini. Se ti dico a te che colore l'hai stasera tu, le mutande non ti ricordi? Non è che te lo ricordi? Ah, te lo ricordi che colore ce l'hai? Sì. Che colore? Bianche. Verifichiamo. Fermo, vieni qua. Camera. È bianco. Si ricorda. Vabbè, si ricorda. Vogliamo verificare qualche runeavo? No. Scherziamo. No, la cosa bella non la indico, una signora si è messa così. Sarà la testa. Ci fu una signora, passa la tostunia, sai quando la tostunia ne esce la testa dalla... La tostunia sarebbe la tartaruga, per chi non sapesse, quando ne esce la testa da così. Scusa, tu che colore ce le hai? Nere. Le vogliamo No, vedere? verifichiamo, non cominciamo. Nere, vi potete fidare. Basta, scherziamo, nere giochiamo, di dai. licra antistress Dai. si chiama. Vabbè. Io uso quelle antistress. Sì. Per evitare che uno si stressa, capito, durante la giornata. Infatti io la sera quando mi occupo è bello rilassato, senza stress. Ok. Dai! Ne andiamo a chiedere a casa, non è che posso fare. Ci siamo più. infilati in un tunnel che non sbuca, eh? Basta, oh. Dai. Allora, chi aveva fatto questo movimento ci aveva detto che aveva lo slip bianco con pois blu. Sì. La signorina sapeva di sì. Scrianzato, non è che ci disse sì. E che non è che una donna ci ricicetto ce l'ho così, no? Scrianzato, maleducato, come si permette? E si tornava a saltare con le sue amiche, no? Le amiche che hai visto tornare a sedere, dice, ma che fu? Dice, che chiesto, vai, mi disse che avevo le mutande bianche a pois blu, dice, un settavo. Sì, dice, che mi stai dicendo? Ora ci abballo io con chi so, vedremo, capace che fu una casualità. Per cui di sta parte ci posso ballare io con lei? Certo, signorina, stessa situazione, coppo di cia, ti tonghi, di anni che ballavano tutti, io si stoccava, si faceva, a un certo punto io ci fu un coppo da rapota da yamma, pum, io di sotto è preciso, che signorina permette che le dico una cosa, mi dica, ma per caso dice lei ha delle mutandine rosa, c'è proprio a rosella colore maialino? Chi le dice, bene, ha indovinato, comunque lei è un maleducato, io si va a saltare Margherita, la terza, che vista la parte, ora ci penso io, chissà se no ando a bagno, si leva questo slip che solo ho completamente, a quest'ora vedremo, questo finisce da fare lo spetto, vedremo, io dice, posso ballare anch'io con lei? Id, giustamente sapeva la magagna, no? Convinta, cominciavo il ballo, ti togli, sto coppo della mano che parlano tutte che ce l'ho allo stomaco, che hanno bruciato di fico, no? Con sta mano mi so qua, di sta maniera a un certo punto chi sta, fum, rapiva la gamma, io non ficcavo per, ta! Signorina, la potremmo rifare che non stai capendo una cosa? Mi sto sentendo male. La possiamo rifare? Dabba cominciava a surare. Lo so. Chi sta cominciava a surare, dice non può essere. A cominciare, ci rifacciamo sta cosa. Chi sta ticchi-tonghi, raputa di amma, pa, idro, feccata di pere, sa. Non può essere, un'altra volta, io rapiva di amma, idro, feccavo pere, ta. Oh, non ci quadrava sta cosa. La signora Toleavo dice, scusi, per caso che c'è qualche problema? Io come qualche problema? 480 euro di scarpe e si spaccano un mese.